Prova. Buongiorno, benvenuti a tutti. Stiamo per vedere insieme la finale della 72esima edizione della gara tradizionale di Ferragosto organizzata dalla Birreria Pedavena, una in assoluto delle manifestazioni più blasonate sul panorama boccistico italiano ed internazionale. Qui con me per il commento tecnico Fabio Carlin, neo vincitore della gara della Camillotta, e quindi a seguire vedrà chi è la coppia che andrà a prendersi il trofeo della Birreria Pedavena, seconda gara nazionale di questa settimana, e quindi chi gli seguirà a questa importante settimana boccistica nazionale veneta, che vede appunto organizzate 3 gare nazionali in una settimana. Ricordiamo l'appuntamento a Spilimbergo nei prossimi campi. Ciao Fabio. Ciao Renato, buongiorno a tutti. Finale che vede confrontarsi la Gaglianico con Graziano e Lituri contro la Noventa di Piave con il nostro pluricampione mondiale Marco Ziraldo e Daniel Tonic. Ricordiamo Tonic, uno in assoluto dei giocatori con il palmarès più pieno di medaglie tra mondiali ed europei nel panorama appunto delle nazionali. Quindi Fabio, una finale di tutto rispetto. Dal tasso tecnico ci si aspetta un tasso tecnico molto elevato. Sì, sicuramente una finale sarà molto vincente. Tutti i ragazzi giovani, e sottolineerei la prestazione di Gabriele in semifinale. Gabriele Graziano, ragazzo classe 2000, che ha già vinto molto nella sua giovane carriera, ma capace di colpi di grande caratura. E sicuramente dopo, come già conoscerete, ci sono degli altri campioni come appunto Marco Ziraldo, uno dei giocatori più forti della storia del nord-est, sia dal punto di vista delle corse che dal punto di vista dei tradizionali. Dejan Tonic, giocatore sloveno, anche lui di caratura internazionale, e Manuel Lituri, che è sempre stato un ottimo giocatore soprattutto nelle giovanili, magari in questi anni ha giocato un po' meno anche a causa di alcuni problemi fisici, ma che comunque ha sempre dimostrato il suo valore. Ci aspetterà sicuramente una bella finale. Ricordiamo le 2 semifinali. Ziraldo e Tonic hanno avuto la meglio su Gasco e Galleano dell'Auxilium Saluzzo, mentre Graziano e Lituri hanno avuto la meglio su Daniele Grosso e Davide Ponzo, sempre dell'Auxilium Saluzzo. Vestivano le maglie dell'Auxilium per questa gara. Ricordiamo gare nazionali libere dal punto di vista societario, quindi vediamo diversi giocatori vestire maglie di altri club appunto per scendere in campo in questo tipo di competizioni. Siamo arrivati alla 72esima edizione. L'anno scorso, come ben saprete, la gara non si è potuta svolgere per problematiche legate a questo momento storico che stiamo vivendo, Covid, ma che quest'anno, grazie all'organizzazione di Mauro Ceccon e di tutto il suo staff della Birreria Pedavena, è riuscita ad organizzare nel migliore dei modi questi 2 giorni a Pedavena, che ha visto di avere una buona affluenza di pubblico, sempre nel rispetto delle norme Covid e del Green Pass, e quindi sicuramente un plauso alla società di Mauro Ceccon e al suo staff per l'ottima organizzazione, ripetiamo non facile in questo momento storico. Direi che ci diamo appuntamento all'inizio della finale, che è programmata per meno un quarto alle 4, quindi fra pochi istanti. Stiamo assistendo a questi giri di prova, partenza tra pochi minuti. Ricordiamo le squadre in campo: Marco Ziraldo e
Tonic per la Noventa di Piave, Gabriele Graziano, Manuel Lituri per la Gaglianico di Biella. Anche un pelo più basso, Potremmo anche andare davanti. perché prende tanto, te l'ho alzato. Andiamo un pelino più avanti. Un attimo che non da passare con la tola qua. Mi tocca tirare via tutto. Ricordiamo invece le squadre che sono uscite ai quarti di finale questa mattina. Sono uscite ai quarti di finale da Ziraldo e Tonic, la coppia del Dorada, Reolon e Carlin, che uscivano dal girone di Serie C, mentre sono usciti ai danni appunto di Litori e Graziano Ormellese e Porello della Noventa di Piave. Per quanto riguarda gli altri due quarti di finale, abbiamo visto la coppia di casa Samantha Zago e Demin uscire da Gasco e Galleano, mentre l'ultimo quarto ha visto sconfitti in un incontro proprio al tempo Cericola e Piccin, che sono stati sconfitti da Grosso e Davide Ponza. Stiamo dunque per partire questa finale della 72esima edizione della gara di Pedavena, torneo di Ferragosto. Ripetiamo, gara tra le più blasonate del panorama boccistico italiano. Pallino sorteggio vinto dalla Gaglianico. Agli ordini dell'arbitro Walter Driol inizia questa finale che vi racconteremo insieme per chi non è potuto venire nel parco della birreria Pedavena quest'oggi a seguire appunto questo evento. Ultime fasi organizzative. Allora, signore e signori, innanzitutto e lasciamo la parola allo speaker ufficiale della manifestazione. Questo è già un buon segnale. Purtroppo il Covid, questa pandemia, ha portato a una interruzione purtroppo non voluta da parte della Bocce Sport Birreria Pedavena. Pensate, 72esima edizione, quindi credo sia da sottolineare la 72esima edizione. C'è anche una serie di pannelli che stanno a documentare quanto sia stata questa gara negli anni. Una 72esima edizione che quindi riparte alla grande, il pubblico c'è, purtroppo bisogna ricordare i distanziamenti, stare a 1 metro, ci sono le zone green, la zona per il pubblico, ma in ogni caso ci siamo. Abbiamo ricominciato e credo che il primo grande applauso sia alla Bocce Sport Birreria Pedavena per essere riuscita a ripartire con questa 72esima edizione. Una 72esima edizione che ha visto interessati i campi di tutto quanto il Feltrino e anche dell'Alto Trevigiano, il tutto sotto la regia dell'arbitro di gara Driol Walter, che dà il applauso per aver saputo gestire fino ad ora questa splendida edizione. Ricordo, è doveroso ringraziare i sponsor maggiori, Lionello, che naturalmente ci ospita qui in casa sua, e Lionello Gorza lo mettiamo in primis, naturalmente la birreria Pedavena come stabilimento, la Latte Busche, l'Alfieri, e ovviamente poi tutti nei manifesti ci sono altri sponsor maggiori che non sto qui ad elencare, ma che va lo stesso il nostro ringraziamento. Oltre naturalmente a ringraziare qui presente per quanto riguarda la federazione Cussolin Renzo e il responsabile, il coordinatore del Nord Italia Giorgio Marian, che dovrebbe essere qui in zona. C'è
i tempi naturalmente ci permettono di essere sempre modernizzati in diretta streaming grazie a BitNet. Ecco, abbiamo la possibilità di avere questa diretta e il collegamento anche con il presidente federale De Santis. Un veloce ricordo e un ringraziamento alle coppie che all'8° posto sono arrivati Reolon e Santoro della Dorada, un applauso. Al 7° Orello Ormellese del 90, al 6° Piccin Ciricola della Carlotta, al quinto Pimin e Zago è una donna del Pedavena. Avete visto prima, eccola, un applauso ancora, avete visto le semifinali prima, ricordiamo il 4° posto Gasco Galleano Auxilium di Montesi e al 3° Ponzo Grosso dell'Auxilium sempre torinesi. A questo punto il saluto l'abbiamo già fatto all'arbitro di gara Driol Walter, ma si merita ancora un applauso. Accogliamo in campo le due squadre, le coppie per quanto riguarda la finale. Graziano Nituri del Gaglianico Piemontesi e Zinaldo Toneic del 90. A questo punto non mi resta che ringraziare ancora il gentile pubblico presente quest'oggi numeroso, ringraziarlo anche per la presenza successiva che ci sarà, per le premiazioni che ci saranno in seguito, perché credo che premiare con un giusto pubblico e col bel applauso sia la più grande soddisfazione, oltre naturalmente ai premi che si porteranno via, ma la più bella soddisfazione di essere salutati da un grande applauso. Signore e signori, inizia la finale di questa 72esima edizione del Trofeo Propaganda, gestito e organizzato dalla Bocce Sport Birreria Pedavena. Signore e signori, buon pomeriggio. Sempre in diretta. 3-0. Va bene, dai, invece che andare il culo davanti adesso. Sei l'arbitro. È iniziata la finale al campo 2. Ricordiamo 1 ora e 30 al tempo di gioco ai 13 punti. Primo accosto di Manuel Litori, Fabio Manuel Litori, partito non benissimo alla semifinale, ma poi si è ampiamente ripreso nel corso dell'incontro, ha concluso con delle medie molto alte. Non so se concordi con me, analisi, ha fatto un po' di fatica, infatti sono partiti 3-0 per Grosso e Ponzo, poi c'è stata l'inversione di tendenza, ricordiamo però un Graziano pressoché perfetto in bocciata. Sì, dici bene, sicuramente la coppia che hanno battuto era forse la favorita numero 1, ma hanno dimostrato Manuel e Gabriele di essere molto affiatati e di aiutarsi nei momenti di difficoltà, però come ricordavi bene Graziano ha disputato una semifinale quasi perfetta, solo 2 errori in bocciata in 1 ora e 30 di gioco. Primo accosto di Turi, leggermente sulla destra, 50 cm dal pallino, e Ziraldo proverà subito a migliorarlo. Subito ottimo accosto di Marco Ziraldo che costringe Gabriele Graziano alla bocciata.
Prima bocciata dell'incontro per Gabriele Graziano. Subito ottima partenza di Gabriele in bocciata. Ricordiamo a tutti i campi rifatti della birreria Pedavena, è la prima competizione nazionale qui a Pedavena che si svolge sui campi in asfalto, perché fino all'anno scorso sì, il terreno di gioco era terra battuta, un grande sforzo da parte della società per permettere anche sicuramente un livello maggiore, una resa maggiore per tutte le bocciate. È stato abbellito non solo i campi ma anche tutto l'esterno, è stato ripitturato, migliorato tutta la pavimentazione. Secondo costo di Ziraldo buono, leggermente lungo, Lituri decide di provare ad accostare per migliorare la giocata di Marco. Seguiamo la costa di Manuel. Cosa vuol dire? Vuol dire che è un po' distorto? sì, molto. L'audio sarà un po' alto, però Sì. Abbasso. Anche qua. Ottimo costo di Lituri che costringe Tonic alla prima bocciata sotto carambola. Prima bocciata per Dejan. Colpisce e non carambola. Bella bocciata. Rimane anche in campo Fabio, quindi giocata a favore nel 90 subito. 3 bocce contro tratto. Per 3 bocce contro tratto. altro Cosa finalmente un po' d'ombra sui campi anche. Sì, sta dando un po' di tregua, la competizione è davvero difficile dal punto di vista Le temperature. climatico. Ho abbassato un po' l'audio. Seguiamo l'ultimo costo di Manuel. Sempre libero Luigi. Ok, vai. Un po' fortunato Lituri che ha giocato una boccia lunga ma che ha incocciato su quella di Marco Ziraldo prendendo il punto. Sì, giocata fortunosa, costringe Tonic Decide di bocciare la boccia larga. sì. Per tentare una carambola. Ottima bocciata di Tonic, però non trova la carambola che cercava, quindi costringe Marco a scendere. Sei libero. Penso sia il servizio di streaming audio, sì. Io non posso fare altro. Io lo sento bene l'audio. E i livelli qui li ho tutti giusti. Sotto l'arco di Marco, quindi la mano passa a favore del Gaglianico dopo un colpo di fortuna del Lituri. Giocata fortunosa, sì, che ha cambiato le sorti di questo primo scarto, quella di Lituri. Rimaniamo 2 bocce per Gaglianico. Libero. Adesso guardiamo, ma l'audio. Ultima boccia
di Tonic, che proverà a difendere la giocata. Ben giocata la boccia di Tonic, che si conferma un ottimo accostatore. Ricordiamo la sua specialità, pluricampione europeo del combinato, quindi sicuramente un'ottima propensione anche nell'accosto. Bocciata per Gabriele, dovrà tentare di colpire e non carambolare la boccia del suo compagno. Seguiamo questa sua seconda bocciata. Bocciata perfetta di Gabriele Graziano, che però carambola, e quindi crediamo, da nostra postazione, credo ci potrebbero essere 2 punti a terra a 90 a Fabio. Sì, sembra di sì. Quindi bocciata è andata bene fino a un certo punto, però lo spazio c'è per aggiudicarsi il primo punto di questa partita per i giocatori piemontesi. Entrambi i bocciatori sono partiti bene, 2 su 2 per Tonic, 2 su 2 per Graziano, e questo primo scarto che si decide all'ultima giocata. Vediamo la boccia di Graziano, Fabio. Ben giocata, e quindi primo punto della finale, e va alla Gaglianico Di Biella. Ricordiamo che entrambe le squadre, sia il 90 che la Gaglianico, disputano il campionato di Serie A1, il massimo campionato a livello boccistico. Sia la Gaglianico che il 90 quest'anno hanno perso la semifinale playoff, rispettivamente contro la BRB Ivrea e la Perosina di Perosa Argentina. Allora adesso mi devi dire 1-0 per i portacolori della Gaglianico. sei tu in diretta, allora lasciami la mia su, sei in diretta, quanti ce ne sono su? 40. Però non si sente Però dicono che si sente proprio un doppio audio, che c'è qualcosa che non va. Hai un doppio audio, io posso disabilitarne. Dicono che c'è un doppio audio. E vediamo secondo scarto dell'incontro, pallino a metà quadro, abbastanza centrale. Prima giocata dello scarto di Manuel Lituri. Ben giocata, 50 larga dal pallino. Decidono di andare subito a bocciare la formazione di 90 di Piave. Scusiamo se ci sono problemi di commento, stiamo provando a risolverli. Io adesso ti ho lasciato solo l'audio e il microfono, quindi se ci sono dei ritardi. Aspetta, perché ci sono 20 secondi. Bocciata di Dejan che colpisce. Ottima partenza di Tonic in questa finale, 3 su 3. Sì, Mauro, non posso parlare. Dimmi a voce. Dico che chiede per il 6 sotto il problema per il discorso della stanza Sì, io sto aspettando. Assistiamo ora alla seconda giocata Io non vedo nessuno. di Manuel Lituri. lei da invece lei dagli spettacoli si collega. Io vedo solo io attaccata. Ricordiamo in semifinale la coppia Graziano-Lituri ha avuto la meglio su Grosso e Ponzo, che per questa gara vestivano la maglia della BRB e della Auxilium Saluzzo. Ricordiamo Daniele Grosso della BRB e Ponzo della Loanese, Davide Ponzo Loanese. Altro ottimo accosto di Manuel Lituri, partito anche lui bene in questa finale, e quindi nuovo tentativo di bocciata per Dejan Tonic.
Altra ottima bocciata, 4 su 4 la partenza di Tonic con Carreau, già 2 Carreau per lui. Il fondo, sì, adesso ti più di così non possiamo fare. Non è male, senti la cosa. Sì, un po'. Perché Ma buono. Gigi sei tu. Terzo accosto di questa seconda giocata per Manuel Lituri. Seguilo e poi Più corta questa giocata di Manuel, si ferma a 1 metro dal pallino sulla strada di giocata. Andrà all'accosto Marco Ziraldo. Ricordiamo Marco Ziraldo, protagonista della semifinale, ha colpito un pallino salvezza da puntista al primo scarto di gioco con la quinta bocciata. Per gli audio perfetti bisogna passare sui mixer e pulire gli audio. Quindi il resto poi bisogna combattere con le latenze e un po' di ritardi. Segui. Accosto di Marco Ziraldo. Ottima giocata di Marco Libero. a chiudere la strada dell'accosto per Gaglianico, che è costretto alla bocciata. Ricordiamo Marco Ziraldo già vincitore di questa competizione nel 1998 con Denis Zambon, quando vestivano la maglia della Quadrifoglio di Fagagna. Altra ottima bocciata di Graziano, 3 su 3 per lui, fino a questo momento nessun errore in bocciata tra le due coppie in campo, e quindi nuovamente Marco Ziraldo all'accosto. Ricordiamo Marco Ziraldo, giocatore che non ha bisogno di presentazioni, ma un giocatore davvero universale, nostro campione del mondo a Feltre sul tiro progressivo, ma uomo di punta prima della Pontese e ora del 90 anche nei giochi tradizionali. Altro ottimo accosto di Marco. Libero. Quarta bocciata della sua finale per Gabriele Graziano. Bocciata colpita che non esce, ma riesce a prendere il punto. Caramolando Fabio anche il Carreau di Tonic, che non è cosa di poco conto in questo scarto. Avrebbero potuto passare alla bocciata sicuramente i giocatori del 90 in caso in cui non fosse stata carambolata la boccia in fondo al gioco. Quindi comunque Ziraldo si presta sul terzo accosto. La boccia è ben direzionata, forse ha un giro di troppo. Prende il punto. Prende il punto, però lascia dello spazio a Gabriele, vediamo cosa deciderà di fare. Decide di accostare, è una scelta che può starci comunque, perché il punto non è imprendibile. In caso di un accosto favorevole costringerebbe Tonic a una bocciata molto difficile. Seguiamo l'accosto di Gabriele Graziano. Manuel le indica la strada, tagliando il gioco. Boccia ben direzionata. Ottimo accosto. È un giocatore già completo alla sua giovane età. Ricordiamo classe 2000, quindi 21 anni appena compiuti. E Renato, prova a avvicinare un po' il microfono alla bocca, vediamo se cala un po' di... Quindi bocciata di Tonic, che decide di segnare anche il pallino.
quindi decide di tirargli nel pallino e nella boccia. Vediamo Tonic. Sbaglia la prima bocciata della partita, quindi punto a favore del Gaglianico che si porta sul 2-0. La bocciata era complicata. Doveva colpire senza carambolare. Ha provato a tirare la mezza, no. Non è riuscito a nessun intento. Quindi 2-0 Gaglianico dopo i primi due scarti. Al momento no. Terza giocata di questa finale, che in questo momento vede Gaglianico avanti 2-0, Graziano Lituri su Ziraldo Tonic. Ogni volta che chiamiamo l'arbitro è guardato. No, io adesso dire. Primo accosto di questo terzo scarto di Manuel Lituri. Non un buon accosto, prende la calata opposta. Quindi Marco Ziraldo all'accosto. Stessa posizione scelta da Lituri anche per Marco Ziraldo. Lunga la giocata di Marco, che tocca il pallino e probabilmente riesce a fare il punto. E quindi ora sarà Lituri a cercare di stringere un po' il campo di gioco. Ricordiamo Tonic Ziraldo che hanno vinto la semifinale contro Gasco e Galleano dell'Auxilium, mentre Lituri e Gabriele Graziano che si sono sbarazzati di Rosso e Ponzo sempre dell'Auxilium Saluzzo. Buon accosto di Lituri e costringe Tonic alla bocciata. 4 su 5 in bocciata fino a questo momento per Dejan Tonic. Ricordiamo, portacolori della 90 di Piave da questa stagione. Buona bocciata di Dejan. 5 su 6 per lui. Riesci a provare a mettere a posto un po', ma è più gestito, perché davvero a casa dicono non sente niente. Guarda, io non ho possibilità di regolare l'audio, ho solo i livelli, non posso fare altro, non ho strumenti. Vabbè, allora tanto vale che secondo me esce solo il video. No, ma qui lo registriamo? Sì, ma la gente vuole guardare adesso. No, ho capito io, va bene. Ottimo costo di Lituri. Tonic di nuovo la bocciata. Eccoci qua, Dejan Tonic fino a questo momento 5 su 6 per lui in bocciata. Bocciata storta, brutta bocciata di Dejan.
3 bocce pari, con boccia imparinata di Mauro e Litori. Decidono ora di andare a giocare Marco Ziraldo. No, forse bozzerà. Tonic un po' in difficoltà, Fabio, già dalla semifinale. Forse il tanto caldo ha influenzato le medie dell'atleta sloveno. Diciamo che non è riuscito ad essere costante, ha sempre fatto seguire qualche errore, qualche buona bocciata, a differenza di Gabriele, che ricordiamo in semifinale ha concluso con un 18 su 21 e adesso è a 4 su 4. Quindi... Buona intanto la giocata di Marco Ziraldo, che stringe il campo di gioco. Vediamo quale sarà, si va alla misurazione, vedremo quale sarà poi la decisione nel caso in cui il punto rimanesse della coppia del Gaglianico. Fatto il punto Marco Ziraldo, ottima giocata di Marco, che prova a chiudere un po' il campo. Seguiamo la bocciata di Gabriele Graziano, ricordiamo ottima annata per lui in campionato, rendimento molto alto per lui nella Gaglianico, è arrivata anche quest'anno alla Final Four scudetto, ha ceduto il passo come titolo alla BRB, gli campioni d'Italia del 2020. Ottima bocciata di Gabriele, 5 su 5 fino a questo momento, e anche come boccia appunto, diciamo fino a questo momento percorso netto per Gabriele Graziano in entrambi i fondamentali. Decide di andare nel pallino Dejan Tonic. Boccia pallino. Decisione doverosa, Fabio, credo, visto come sono le bocce in campo. Dovrebbe andare bene anche la boccia, 2 contro 2. Sempre il rischio della in caso di carambola. carambola sarebbe... non andrebbe molto bene, ma vediamo. Pallino, salvezza di Dejan Tonic, che fa rimanere il risultato sul 2-0 dopo una brutta bocciata precedente. Pallino, salvezza importantissimo. Momento di Tonic, Fabio, che conferma un po' il suo andamento in campionato. Non è stato brillante come ci si aspettava da lui, neppure forse nel campionato di Serie A, come risultati ottenuti. Il cambio di maglietta forse non ha ancora fatto vedere il vero Dejan Tonic. Sì, diciamo che quest'anno è stato un anno un po' particolare per tutti, anche il campionato all'inizio è stato slittato a causa della pandemia e di tutti questi nuovi regolamenti, quindi non è stato un anno facile, ma sicuramente Dejan dimostrerà il suo valore negli appuntamenti successivi. Quindi riprendiamo questo tiro dopo l'annullo da parte del giocatore sloveno. Litori si appresta alla sua prima giocata. Domenica di Piave, però, che nonostante la non splendida annata di Tonic è arrivata a un passo dalla finale scudetto. Ricordiamo l'esploit durante la regular season della squadra allenata da Paolo De Toffol di Stefano Pegoraro, record del mondo, che è stata una ciliegina sulla torta della buona sicuramente della buona stagione della Noventa di Piave, che per il secondo anno si è riqualificata per la Final Four dopo aver perso la finale scudetto l'anno scorso proprio contro la Gaglianico di Biella. Altra ottima bocciata di Dejan Tonic dopo il pallino salvezza. Con un carro. Secondo accosto per Litori.
Ancora una buona giocata di Manuel Litori, che sta trovando una buona media in questa finale. E ancora in bocciata Dejan Tonic. Libero. Ancora libero. Buona la boccia di Tonic che va a carambolare il suo carro. E il punto rimane ancora della Gaglianico. Carambola sfortunata di Dejan Tonic. Bisogna andare probabilmente alla misurazione. Sì, sarà una dura misurazione vista la distanza delle due bocce dal pallino. Ottimo costo di Marco. Ottimo costo di Marco Ziraldo, anche lui ottima media fino a questo momento in questa finale. Alla bocciata Gabriele Graziano, fino a questo momento nessun errore per lui. Ancora colpita e carro, quindi 2 punti a terra Gaglianico. Una giocata in difesa di Marco Ziraldo. Giocata in difesa per i 2 punti a terra del Gaglianico e bocce pari che ci sono in questo momento. Altra ottima giocata di Marco Ziraldo, molto bene la media di Marco sia durante la semifinale che fino a questo momento della finale. Graziano si appresta a tentare la sua settima bocciata. Per il momento il percorso è netto, 6 su 6, ma come potete vedere sicuramente lo stile e la classe di Gabriele è chiaro a tutti. Colpisce senza carambolare, sempre 2 punti a terra Gaglianico, 2 bocce pari e ancora all'accosto Marco Ziraldo. Vediamo se riusciranno a costringere anche la bocciata a Manuel Litori. Rimane una boccia a Gabriele e una boccia a Manuel. Altro ottimo accosto Marco Ziraldo. E nuovamente alla bocciata Gabriele Graziano. Fatta eccezione per carambole inaspettate, credo che probabilmente, come anticipavi tu, assisteremo anche alla bocciata di Manuel Litori. Colpisce pulito, senza carambola, quindi 2 punti a terra Gaglianico, una boccia pari. Calerà appunto Dejan Tonic e la boccia per Gaglianico rimarrà nelle mani di Manuel Litori. L'abbiamo già visto bocciare Fabio in semifinale contro Grosso e Ponzo. Sì, questo in quel caso l'errore da parte di Manuel, che da come
le informazioni che abbiamo non è in perfette condizioni fisiche in bocciata, ma in caso di necessità sicuramente si presterà. È lunga però la boccia di Dejan Tonic e quindi credo che Manuel Litori scenderà a punto. Sicuramente. Così è, quindi tenterà la Costa per portarsi sul 3-0. Comunque il pubblico è sempre quello delle grandi occasioni qui a Pedavena. La cornice è stupenda e giocare su questi campi è sempre una grande emozione per tutti gli atleti. Buona la giocata di Manuel Litori. Punto Gaglianico, 3-0 Gaglianico per questa finale fino a questo momento. Diciamo che i due puntisti fino a questo momento si sono equivalsi, Fabio. Forse la differenza sono i 2 errori in bocciata di Tonic rispetto a un percorso perfetto di Gabriele Graziano fino a questo momento. Notiamo che hanno preferenza di un gioco sempre corto i due ragazzi piemontesi, che finora ha portato i suoi frutti. Prepara il campo per la Costa del compagno Gabriele. Ricordiamo 103 coppie iscritte a questa gara, 2 gironi. Quindi oltre 200 giocatori nei campi bellunesi per questa gara, questa settimana. Sicuramente un'ottima affluenza nonostante le recenti normative Covid che hanno un po' spiazzato in alcuni momenti i giocatori iscritti alla gara per la necessità del Green Pass. E anche gli organizzatori. Sicuramente. Però un'ottima davvero affluenza in questo periodo, 200 giocatori è sicuramente un numero di tutto rispetto. Nuovo accosto di Manuel Litori, nuova bocciata di Dejan Tonic che porta il suo score a 9/11. Nuovo accosto di Manuel Litori, fino a questo momento dal rendimento molto alto in questa finale in accosto, fatta eccezione per una giocata fortunata del primo gioco. Poi c'è ancora ben giocata, perfetta. Altro accosto perfetto di Manuel Litori, altra bocciata di Dejan Tonic. Trucco di Dejan Tonic che inverte la giocata. E allora vedremo Gabriele Graziano la bocciata 8/8 fino a questo momento per lui. Una giocata così potrebbe anche invertire un po' l'andamento di una partita. Però Gabriele Graziano non guarda in faccia a nessuno. E ora vedremo Marco Ziraldo all'accosto.
Col cambiamento dei campi non abbiamo visto moltissimi carro questi giorni, Fabio. 30 secondi, vediamo se l'audio ha fatto l'ultimo. A costo lungo di Marco Ziraldo invece, e quindi giocata che torna nelle mani del Gaglianico, vista la boccia lunga di Marco Ziraldo. Vediamo il terzo accosto di Manuel Lituri di questo scarto. Ancora ottimo accosto di Manuel Lituri, ancora sul pallino, e costringerà Tonic alla bocciata. Tre bocce contro 2. Si sente quello che dice adesso e si sente quello che dice prima. Terza bocciata di Dejan Tonic, ancora colpita, senza carambolare, e quindi costringe ora all'accosto Gabriele Graziano. Perfetto anche in questo fondamentale fino a questo momento, sia in semifinale che fino a questo momento in questa finale. Ricordiamo Gabriele, campione del mondo a coppie nel 2018 in Cina. Quindi Giocatore completo, abbiamo spessore. i due bocciatori della finale. Fabio sono due specialisti del combinato, entrambi in campionato nelle loro squadre di club, sono giocatori designati a questa prova. sì. Forse Gabriele è ancora più completo rispetto a Dejan nel fondamentale dell'accosto. Altro ottimo accosto di Gabriele Graziano, che anche appunto in questa finale sta facendo percorso netto. Prima bocciata per Marco Ziraldo. Ricordiamo Marco Ziraldo, una semifinale in bocciata, una media molto molto buona, tra le altre cose anche un pallino. Ottima la bocciata di Marco, senza carambolare, e quindi costringe nuovamente Gabriele Graziano all'accosto. Vediamo l'accosto di Gabriele, ancora ottima giocata di Gabriele Graziano. Sì, di segnare solo la boccia. Pallino era un bersaglio sbagliato, ma si sente sicuro nella Hai ragione Fabio. sul tiro. Altra bocciata con carro questa volta di Marco Ziraldo. 2 punti. 2 punti 90, 3-2. Un lusso avere un puntatore come Marco. Come puntatore è un bel tiratore. 2 punti per il 90. Il Gaglianico ha fatto quello che poteva a questo tiro. Con 5 bocce da bocciare, una colpita, ha perso 2 punti. Decide di allungare un po' la giocata Marco Ziraldo. Stai sempre lì.
48 minuti al termine, quindi metà partita è passata. Sei sempre libero. Segui. Primo accosto di Marco Ziraldo. Non prende la calata, lì la calata è verso destra Fabio. Anche io ho giocato in quel campo ieri. Non prende la calata la boccia di Marco Rimane e 60 quindi larga. decidono di giocare Manuel Lituri all'accosto. Sempre libero. E segui. Vediamo l'accosto di Manuel. Vai. Ottimo accosto di Manuel Lituri, che sta davvero facendo un'ottima media in questa finale. Nuovamente alla bocciata Dejan Tonic, che fino a questo momento ha 11 su 13 con un carro e un pallino in questa finale del 72esimo trofeo di Ferragosto organizzato dalla birreria Pedavena. Ottima bocciata di Dejan, però carambola la boccia di Marco Ziraldo. Seconda carambola sfortunata Fabio per Dejan in questa finale. Un pochino sta facendo la differenza queste due giocate. Diciamo che poco dipende dal bocciatore in quei casi. L'accosto di Marco non era dei migliori e può capitare. Secondo accosto di questo scarto per Manuel Lituri. Altro ottimo accosto di Manuel Lituri, che sta davvero facendo una finale di spessore. Libero sempre. Piedi sui cavi. Ancora la bocciata Dejan. Sempre libero. 12 su 14 per lui. Altra boccia colpita da Dejan, che porta a 13 su 15 il suo score. Finale fino a questo momento Fabio di livello molto molto alto. Consideriamo che entrambe le coppie vengono da diverse partite anche giocate ieri sotto un solo quoziente, quindi la stanchezza si fa sicuramente sentire. Vai, pronto a seguire. Terzo accosto in questo scarto per Manuel Lituri. Vediamo la giocata di Manuel. Questa volta sembra larga la giocata Fabio, e quello che dicevamo prima, sicuramente la carambola di Tonic in questo momento avrebbe fatto comodo a Noventa. Non un bel accosto di Lituri avanti di bocce. Sarebbe dovuto fermare almeno prima del pallino. Secondo accosto di Marco Ziraldo. L'audio così così rimane. Pronto a seguire. Vediamo la giocata di Marco. Lo so, ma l'audio non conta. Ottimo accosto di Marco. Abbiamo il nostro audio pulito a uscire, quello più non si dice. E vediamo Gabriele Graziano alla bocciata.
Primo errore di questa finale per Gabriele Graziano. 9 su 10. È arrivata la 10ª bocciata all'errore di Gabriele. Prima boccia non utile di tutta la finale di Gabriele Graziano. Siamo 2 bocce contro 2, punto a terra di Marco Ziraldo. 40 cm di fianco al pallino. Vediamo qual è la decisione della coppia di Gaglianico. Decidono per la bocciata, Fabio. Sì, può starci. Anche se la boccia di Marco sembra aver superato il pallino. Buona la boccia di Gabriele. 10 su 11 il suo score fino a questo momento in bocciata. E quindi terza giocata a punto per Marco Ziraldo. 2 bocce contro 1. Quindi scarto a favore del 90. Vediamo la giocata di Marco. Fondamentale per decidere questo scarto. Ottima la giocata di Marco e anche in carambola. Buona giocata Fabio, che mette in difficoltà la coppia del Gaglianico. Vediamo quale sarà la decisione. Decide di andare a carambolare ugualmente Gabriele Graziano. Va a bocciare. Ha deciso. In caso di carambola potrebbe perdere. Vediamo un po' perplesso Lituri. Sì, la giocata l'ha chiamata. Vediamo. Non è convinto della giocata Manuel. Gabriele è decisissimo. Boccia colpita, pulita. Quindi boccia in mano. Dejan Tonic decide di andare alla bocciata per il punto. (13 su 15 fino a questo momento per Dejan Tonic, con un pallino e una ferma. Boccia che rimane in campo, quella di Dejan Tonic per il secondo scarto consecutivo. 90 marca con i Carro e passa in vantaggio 4-3 dopo. Mancano 40 minuti Fabio. 2 belli scarti. Carro che fanno la differenza fino a questo momento. Sicuramente. Tonic, dopo aver colpito il pallino salvezza, non ha più sbagliato. Da quel momento 10 su 10. Decisivo questo scarto, l'errore di Graziano in bocciata Fabio, e anche il non ottimo accosto, il terzo accosto di Manuel Lituri. Mi permetto di dire più grave l'errore di Lituri che quello di Graziano, perché avanti di bocce ha lasciato spazio di manovra, come si suol dire, al 90. Graziano fin qui perfetto. Primo accosto di Marco. Non sto a dire nulla. In questo scarto, pallino 1,5 metri dentro della riga sul filo di sinistra. Un po' bassa la boccia. Boccia di Marco si ferma a 65 cm dal pallino. Ricordiamo il punteggio in questo momento 4-3 per la coppia di 90, sotto 3-0. 2 scarti con Carro per 90, 4-3 in questo momento. 38 minuti al termine. Vittorio decide di tagliare tutto il campo. Alza di più la Fabio, costa. complimenti. Non è il nome giusto? Ottima la giocata di Manuel Lituri che costringe Tonic alla bocciata.
Fino a questo momento 14 su 16 per Tonic. Buona la bocciata di Dejan, che porta il suo score a 15 su 17. Fino a questo momento medie molto alte da parte dei 4 giocatori in campo. Bellissima finale, sicuramente, che a meno di stravolgimento si deciderà fino all'ultimo, fino alla fine del tempo. Non un buon accosto invece di Manuel Litori. Non un buon accosto di Manuel, che rimane largo. Anche se la calata porta verso il pallino, è rimasta larga la boccia di Manuel. Quindi ancora scarto che si porta a favore del 90. Vediamo l'ultimo accosto di Manuel. Prende il punto. Prende il punto anche se rimane un po' lungo. Penso che Tonic andrà alla bocciata, Fabio. Sì, sicuramente. Questa è la decisione. Vediamo la bocciata di Dejan. Errore di Dejan, che porta il suo score a 15 su 18. Boccia lunga però che permette anche di cambiare strategia di gioco al 90, e infatti Marco Ziraldo, 3 bocce pari, decide di andare a giocare, visto che la boccia di Litori è oltre il pallino. Accosto di Marco Ziraldo, Leggermente alto. anche lui prende il calo contrario e boccia che finisce molto larga, e quindi crediamo che il 90 sia costretto ad andare sul pallino. Secondo pallino salvezza della finale per Dejan Tonic. Il primo è stato colpito. Vediamo come finisce questo scarto. Sei d'accordo con la decisione di Dejan, Fabio? Sì, obbligato, direi. Alla bocciata Dejan Tonic. Pallino corto. Brutta doppietta sbagliata da Dejan Tonic. Questo scarto potrebbe indirizzare un po' la finale, anche se tempo ce n'è ancora. Vediamo se Marco Ziraldo riesce a chiudere la porta ad eventuali giocate della Gaglianico. Boccia, ricordiamo, di Litori è lunga, quindi nel caso in cui Marco lo prendesse in carambola diventa sempre una doppia giocata. Rimane largo ancora Marco Ziraldo, e quindi punto a terra, 3 bocce in mano Gaglianico. 4-3, 33 minuti al termine. Decide di giocare Gabriele Graziano. Spazio ce n'è.
Sicuramente il posto non è facile. Forse la più brutta giocata della partita, Fabio. Sì, da parte del 90 sicuramente. Anche l'Ituri non ha giocato delle bellissime bocce, però potrebbero addirittura giudicarsi 4 punti. Vediamo Gabriele cosa riuscirà a fare. Ben giocato. Ottima la giocata ancora appunto di Gabriele Graziano, che è stato perfetto fino a questo momento in tutte le bocce che ha calato a punto. Perfetto nei fondamentali. 10 su 11 in bocciata, 5 su 5 in accosto. Sicuramente oggi pomeriggio qui a Pedavena Gabriele ha dato scuola di precisione, dalle semifinali, in assoluto il miglior giocatore della semifinale e fino a questo momento anche della finale. Leggermente alta. Questa prende il calo come la boccia di Ziraldo e Lituri ed è la prima boccia non utile. Prima boccia non utile appunto di Gabriele Graziano in questa finale. Vediamo se riescono a scappare via nel punteggio i giocatori di Gaglianico. Ultima boccia di questo scarto, 2 punti a terra per Gaglianico, punteggio 4-3 per 90. Ancora ottimo l'accosto di Gabriele Graziano e Gaglianico scappa nel punteggio, 6-4 per Gaglianico. Mezz'ora giusta al termine di questa 72esima edizione della gara nazionale propaganda nel parco della birreria Pedavena. Se devo dirti, Fabio, in questi 2 giorni è proprio le bocce giocate appunto dai bocciatori che hanno fatto la differenza anche ieri sera e anche questa mattina e fino adesso anche in questa finale. La caratteristica un po' di questa edizione del 72esimo trofeo, forse il cambiamento di campi ha portato a questa necessità di gioco. Dici bene, secondo me. Ricordiamo che solitamente quando il bocciatore è chiamato all'accosto sono sempre accosti importanti. Graziano si è sempre potuto trovare pronto, anche Deja Antonio, già a dire la verità, guardando i giocatori adesso in campo. Ricordiamo i vincitori dell'ultima edizione, il portacolori sempre del 90 di Piave, Francesco Ormellese e Davide Sari, quindi potrebbe esserci un back to back della squadra veneziana. Vediamo se il Gaglianico interromperà questa striscia. Il posto è corto, sulla strada ma corto, di mano. Allora Marco proverà a migliorarlo. Nel frattempo qualche nuvola sta arrivando a Pedavena, Fabio. Finalmente, dovrei dire. Speriamo non rovini i piani del presidente Ceccon. Primo accosto di questo nuovo scarto per Marco Ziraldo. Anche Marco rimane corto. Momento di difficoltà dei neroverdi. Ricordiamo Marco Ziraldo, anche lui da quest'anno neoacquisto della società 90 di Piave, dopo essere stato la bandiera della Pontese per molti anni, e quest'anno è andato agli ordini di mister Paolo De Toffoli e del presidente Paolo Stanello. Buono il secondo accosto, anche se rimane un po' lungo. Prende il punto Marco. Ma non costringe la bocciata il Gaglianico, che decide di giocare a punto.
Secondo a costo di Manuel. Strada che inizia a chiudersi, Fabio. Non sarà semplicissimo prendere il punto di Marco Ziraldo. Vediamo la costo di Manuel. C'è stato qualcosa in partenza su questa boccia, Fabio, e infatti rimane corto. Ma adesso cambieranno sicuramente gioco. Ah sì, vanno a bocciare Gabriele. Gabriele Graziano in bocciata. Temperatura che si è fatta sicuramente più accettabile, perché i quarti di finale e semifinale sono stati giocati sotto 35 gradi. Sicuramente Colpisce Gabriele. (12 su 13 per Gabriele in questa finale). 6 su 7 a punto. Una sola boccia nel tiro di Dejan, non riesce a trovare tutte e due le bocce di Litori e quindi costretto nuovamente a punto Marco Ziraldo. 3 bocce pari, punto a terra Gaglianico. Sicuramente non è andata come voleva la bocciata di Dejan Tonic. Vediamo qualche smorfia da parte di Dejan su questa bocciata. L'importante è questa boccia di Marco, sennò costringerebbe di nuovo Tonic all'annullo. Sembra ben giocata. Ben giocata la boccia di Marco, grande accosto Marco Ziraldo. Liberò. E quindi nuovamente Gabriele Graziano in bocciata. Ricordiamo, Fabio, ieri sera Dejan Tonic nelle eliminatorie, pallino a vincere l'incontro contro Simone Mana e Lolo Castellino alle 11 di sera. Sì, un grande colpo. Altra grande bocciata di Gabriele Graziano con Carrò. 13 su 14 per Gabriele. Ricordavamo la partita di ieri sera, Fabio, tra Ziraldo e Tonic, è stato davvero un grandissimo colpo. Mana e Castellino. Sì, Pallino decisivo incontro dopo aver colpito la sua con la boccia precedente, quindi sicuramente anche in uno stato d'animo particolare. Glaciale l'atleta sloveno. Sì. Una delle sue caratteristiche secondo me è la freddezza, perché non... A costo di Dejan Tonic. Prende il calo, la boccia di Dejan. Prende il calo, la boccia di Dejan, che rimane dietro e quindi rimane punto a terra Gaglianico. 2 bocce contro una. E in questo momento, a 24 minuti dalla fine, risultato di 6-4. Vediamo cosa deciderà la coppia di Noventa di Piave. Vediamo un po', la decisione di Dejan è di andare in bocciotto. L'audio è così, Mauro, anche perché per gestire l'audio bisogna montare un'altra rete di audio, per gestire un po' meglio, comunque c'è sempre una dilatezza. Bocciata di Dejan, vediamo. Buona bocciata di Dejan, in difesa però, rimangono 2 bocce a Gaglianico per provare ad allungare e portarsi a +4 a 23 minuti dalla fine. Vediamo qual è la decisione di Litori Graziano, vanno in accosto ovviamente. Vediamo cosa deciderà Manuel.
Sei pratico tu per il fuoco? Determinazione? Sì. Non riesco a fare finta qua. Vediamo, decide sempre per la stessa strada Manuel Littori, non cambia posizione. Vediamo la giocata di Manuel. Sembra lunga Fabio, non so se prende il punto. Credo che si andrà alla misurazione, infatti Marco prende in mano il ferro. Brutto accosto di Manuel Fabio, forse non poteva rimanere corto per non chiudere la strada, ma non un bel accosto. Scappata via sicuramente. Mossa importantissima perché si aggiudicava già la giocata e tranquillizzava di più Gabriele dopo nel suo ultimo accosto. Il punto rimane del 90 vedendo un po' le facce. Sì, le facce perplesse dei giocatori del Gaglianico. Stanno pensando su. Non è una bella bocciata, potrebbe anche rimanere una delle due Fabio. Credo che deciderà per l'accosto, anche perché se tocca il pallino potrebbe sempre fare 2 punti. Vediamo se rimarrà perfetto. Direi quasi fondamentale. A 20 minuti alla fine, se rimanessero i 2 punti del 90, sì, andrebbe alla completa parità sul 6-6. Invece in caso di punto del Gaglianico si porterebbero sul 7-4, quindi diciamo che vale una bella differenza di punti. Vediamo la giocata di Gabriele. Grande ancora giocata appunto di Gabriele Graziano, che rischia di toccare il pallino per fare 2 addirittura. Questa è una grande boccia. Grande boccia, perfetto in accosto. 1 punto. E il risultato a 21 minuti dal termine è di 7-4 per la Gaglianico, e si conferma quello che vi stavamo dicendo poco fa: le giocate appunto dei bocciatori Fabio sono state fino a questo momento decisive in questo torneo. Sì. Discutono da dove giocare questo primo accosto. Graziano ha consigliato di tagliare il gioco, ma Manuel non era molto d'accordo. Vediamo se cambia idea. Ascolta il consiglio del compagno di squadra. Sì. Vediamo il primo accosto in Manuel Littori. Sei sempre libero. Vuoi seguirmi? Ottimo accosto. Ottimo l'accosto di Manuel Littori, che costringerà Daniel Antonic alla bocciata. Sei in diretta? Ora? Sei libero? Seguilo. Stai su. 17 su 21 per il momento lo score di Tonic, che è tutt'altro che un brutto score. Vediamo dopo tutte queste partite. Con un pallino non ferma Fabio. Colpisce. - 19 minuti al termine. Sei libero, Libero. Tuo. Sempre tuo. Pronto a seguire. Non ci sembra invece ben giocata questa boccia, Esce che addirittura esce dal campo di Manuel Littori. Brutta giocata, brutto errore di Manuel in questo momento della partita. Vediamo se Marco riesce a invertire la tendenza di questo scarto giocando una buona boccia. Decide anche Marco di tagliare, ricordiamo, pallino sul filo di sinistra, a metà quadro. Anche Marco decide di tagliare il campo completamente.
Sembra una buona giocata e rimane largo invece Fabio. Sembrava chiudere, la boccia non ha preso la calata che Marco pensava. Anche se diciamo che potrebbe comunque tornare utile quella boccia lì. Ah sì, rispetto a quella di Manuel nel portabocce. Vediamo come sarà il terzo accosto di Manuel Littore in questo scarto. Ripetiamo, finale giocata ad altissimo livello fino a questo momento, medie molto molto alte, sia in accosto che in bocciata da tutti e 4 i giocatori in campo. Dimostrato che il pubblico non si estravia assolutamente, sta seguendo in maniera perfetta. Vediamo Manuel, terzo accosto di questo scarto. Molto buona la boccia di Manuel che costringe Dejan alla nuova bocciata. Altra ottima bocciata di Dejan Tonic. Il suo score in questo momento è diventato di 19 su 23, quindi una finale di tutto rispetto. Dalle nostre statistiche Fabio spicca gli occhi il numero di bocciate, sicuramente Tonic ha 23 bocciate, Graziano 14, la differenza di numero di bocciate, questo rispecchia un po' anche l'ottima media fatta da Manuel Littore in accosto. Hanno sempre comandato il gioco i ragazzi di Biella, di conseguenza il numero di bocciate di Tonic è nettamente maggiore che quello di Gabriele, che però diciamo che con tutte quelle che ha tirato è stato solo un errore. Vediamo l'accosto, ancora perfetto in appunto Gabriele Graziano, 7 su 8 appunto in questa finale per lui da bocciatore, media molto molto alta per Gabriele Graziano, un solo errore a tiro, un solo errore nel gioco appunto. Terza bocciata di questo scarto per Dejan Tonic. Carro per Dejan, e quindi se si rispecchia quello che abbiamo visto fino a questo momento, Fabio al momento ha sempre marcato sui carro, rimane una doppia in mano Marco Ziraldo per riaprire questa finale. Vediamo se Gabriele cercherà di giocare la boccia vicino a quella di Marco, così da complicare la bocciata di quest'ultimo, ma credo che come prima boccia andrà più vicino possibile al pallino, sicuramente non deve andare fuori. Quello è un must. Infatti cerca la boccia di Marco, prende il punto. Altra grande giocata di Gabriele Graziano, 8 su 9 in accosto per lui in questa finale. Vediamo Marco Ziraldo nel gioco delle carambole che abbiamo visto fino a questo momento. Fabio è stato fondamentale, potrebbe ritornare il gioco a favore di 90. Ancora Marco Ziraldo, rimane in campo per la boccia di Dejan e quindi ancora 2 punti a terra a 90. Nuovamente il gioco delle carambole e dei carro a sorridere ai giocatori di 90 di Piave. Boccia per 2 punti a 14 minuti dalla fine ancora per Marco Ziraldo. Una boccia per Gabriele. Vediamo se pagano quell'errore di Manuel in accosto. Questa seconda boccia. Altro terzo accosto perfetto di Gabriele Graziano, davvero una super finale per Gabriele Graziano. 9 su 10 in accosto, 14 su 15 in bocciata. Bocciata fondamentale per questa finale Marco Ziraldo, via 2, ancora super Marco Ziraldo,
3 e pareggia l'incontro. 7 punti del 90, io penso che 5 siano stati Carrò. Che giocatore Fabio, che giocatore, Marco Questa è Ziraldo. una giocata da applauso e basta, non c'è nient'altro da aggiungere. Se sbagliava la bocciata era quasi finita la partita, invece sono 7-7. Parità 7-7 a 12 minuti alla fine. Il pubblico mormora, stanno tutti parlando di questa fantastica giocata di Marco, davvero campionissimo qual è. 4 su 4 per lui in bocciata, di cui 3 punti, di cui 3 Carrò che hanno valso 3 punti in tabella. Sono cambiate le facce dei giocatori del Gaglianico dopo questa giocata, Fabio. Sicuramente Il linguaggio non verbale parla. chiaro. Diciamo che è abbastanza una bastonata, hanno sbagliato una boccia in accosto, hanno perso 3 punti. Ma a questi livelli ogni boccia è fondamentale, Renato, lo sai bene anche tu. Vediamo subito questo primo accosto che potrebbe essere già importante. 11 minuti al termine, quindi 2 giocate ancora rimaste. Perfetto l'accosto di Marco. E dopo 2 bocce colpite, accosto perfetto di Marco Ziraldo. Alla bocciata Gabriele Graziano. Si sono invertite le tendenze, Fabio. Era successo poche volte che Graziano andasse a bocciare la prima boccia dello scarto. Vediamo. Secondo me questa è già una bocciata importante da colpire per non dar troppo vantaggio al 90. Colpita la boccia di Gabriele che non esce dal campo, probabilmente. Vediamo alla misurazione Lituri. Marco Ziraldo la battezza fuori. Che bella finale, Fabio. Bellissimo. 10 minuti al termine, 7-7, bocce pari, tutto in parità. Un mini overtime da 10 minuti praticamente. Altro ottimo accosto di Marco, forse un po' lungo, no, ottimo accosto di Marco. Altro ottimo accosto di Marco Ziraldo. Decidono di giocare, Fabio, cosa dici? Può starci. Ricordiamo che non hanno la stessa forza in bocciata del 90 i ragazzi del Gaglianico, quindi decidono di provare a giocare una boccia e provare a chiudere un po' la strada. Vediamo Manuel se si riscatta dopo quel brutto accosto che ha valso 3 punti per il 90. Vediamo l'accosto di Manuel che inizia già a essere decisivo per questa finale. Grande accosto di Manuel Lituri che prende il punto sulla boccia a 25 cm di Marco Ziraldo. E questo Riscatta in è parte. questo, Fabio, è un accosto pesantissimo perché non permette a Dejan Antonic di andare a bocciare. Questo costringe il 90 uno scarto complicato. Adesso vediamo la boccia di Marco. Vediamo la giocata di Marco, Fabio. Chapeau. Fatto, punto, grande giocata di Marco che risponde all'accosto di Manuel Lituri. Io penso che adesso andranno in bocciata. Per chi mastica di bocce sa che queste bocciate con la propria in mezzo potrebbero uscire anche a favore. Hai visto lo gioco di sguardi tra Tonic e Graziano per aver cancellato la scia della boccia di Marco da parte di Graziano. Finale che si fa caldissima adesso. Ogni boccia è decisiva, sì. Vediamo questa bocciata, potrebbe uscire veramente un tiro a favore del Gaglianico, ma deve essere Guardiamocela tutti a questa bocciata di Gabriele Graziano, fondamentale per l'esito di questa finale. Grande bocciata di Gabriele Graziano che fa rimanere il punto per la Gaglianico.
Avendo la boccia incastrata. Che finale Fabio, che finale. Si fa incandescente l'atmosfera, il pubblico sente che siamo addirittura d'arrivo, si scalda. Vediamo se, come dicevi tu, le bocce del bocciatore appunto faranno la differenza. Io direi di sì in questo caso perché ne ha 3 tonnage, ma se dovesse prendere un punto sotto carambola la Gaglianico sarebbe molto in difficoltà perché 2 bocce buone di Marco Ziraldo e una solo loro. Vediamo questa boccia che potrebbe essere già decisiva. In accosto Dejan Tonic lungo il filo di destra, ben giocata la boccia di Dejan, vediamo, ma prende il calo e non prende il punto della boccia di Manuel Lituri. Come dicevi tu, questa era una boccia fondamentale. Sì, perché adesso penso che andranno nel pallino salvezza a 7 minuti dal termine. Molto indecisi i giocatori di 90. Marco Ziraldo spinge Dejan Tonic a tirare il pallino. Credo sia giusto, vedendo le medie di Gabriele è vero che aveva solo una boccia Gabriele, ma un'altra boccia giocata male sarebbe stata deleteria per questo momento. Il pallino è il quanto fondamentale a 6 minuti dal termine. 6:45, pallino salvezza. Dejan Tonic 20 su 24 fino a questo momento. Per lui un pallino, un carro. Pallino colpito da Dejan Tonic a 6 minuti e 30 dalla fine. Finale fissata sul 7-7. Si scalda il pubblico, come dicevamo a Pedavena. Inizia il pubblico, ripetiamo, sempre molto esigente il pubblico di Pedavena. Non avremmo potuto chiedere di meglio, cosa dice Renato? 7-7, 6 minuti dal termine. Tutto si decide su un tiro. C'è ancora la possibilità dell'annullo comunque, quindi vediamo se sarà questo davvero l'ultimo scatto. Come dicevo prima, comunque la freddezza di Tonic viene fuori quando serve. È un pallino Glaciale Dejan Tonic. Che pochi sanno colpire. Glaciale Dejan Tonic. 5:40 al termine. Prima giocata dello scarto decisivo della finale da Marco Ziraldo. Hanno cambiato anche il posto del pallino perché è leggermente più verso il filo di sinistra. Prima boccia d'accosto di Marco Ziraldo di questo ultimo scarto della finale. Ottimo accosto di Marco Ziraldo che costringe Gabriele Graziano subito alla bocciata. Subito sotto pressione. Che finale di Marco Ziraldo, Fabio. Superlativo. Si dividono la palma del miglior giocatore lui e Gabriele. A voi la scelta del vostro preferito. Ma lanciamo il televoto. Lanciamo il televoto. Televoto Sky per il miglior giocatore della finale. Buona la boccia di Gabriele Graziano. 17 bocce tirate, un unico errore. Chapeau. Inizia a rumoreggiare, Fabio, il pubblico di Pedavena. Ci si avvicina alle ultime battute di questa 72esima edizione. Più corta questa boccia di prende la calata opposta, rimane largo Marco. Rimane largo Marco Ziraldo, 1 metro al pallino. E vediamo come risponde Manuel Lituri. 3 minuti e 30. Si prende tutto il tempo per andare a giocare questa boccia Manuel Lituri.
Vediamo se riesce ad accorciare gli spazi di questo scarto decisivo. Ottimo l'accosto di Emanuele Litori, va 20 dietro il pallino, subito un buon accosto. Credo che andranno a bocciare. Fabio, cosa dici? Tua impressione? No, decidono invece di giocare. Non devono recuperare una boccia, giustamente, quindi questa potrebbe essere l'unica soluzione. Decide di andare a giocare Marco Ziraldo. Sanno che non possono far conto sugli errori degli avversari, quindi potrà metterli in difficoltà, perché la boccia di Marco non fa gioco. Vediamo l'ultimo suo accosto, forse l'ultimo suo accosto di questa partita. Non sono sicuro, Fabio, perché Meglio, non so i giri. rimane sempre il pallino salvezza per Dejan Tonic, che Forse infatti ho detto. e quindi va sulla boccia subito Dejan Tonic a 2:03 del termine. Il tempo adesso non è un problema, perché comunque in caso di parità il pallino salvezza sarebbe sempre disponibile, anche a tempo scaduto. Vediamo la giocata di Dejan. Sale in cattedra Dejan Tonic. Avevo colpito anche il pallino, ma se ne ha dichiarato sì. solo la boccia. Giusto così. No. 22 su 26 per Dejan, score di tutto rispetto, con 2 pallini in salvezza E uno fallito. e una ferma al posto. 1 minuto e 16. Si prende tutto il tempo che gli serve a Emanuele Litori per andare a giocare questa boccia. 4 bocce contro 2. Boccia lunga, Fabio, non so se prende il punto di Marco Ziraldo, non prende il punto. E nuova inversione di tendenza di questo scarto. Boccia lunga di Emanuele Litori. 30 secondi al termine, quindi questo sarà sicuramente l'ultimo tiro. Vediamo la boccia di Manuel. Se avesse fatto il punto, il 90 sarebbe stato costretto ad andare sul pallino salvezza. 17 secondi al termine. Stai là che faccia l'arbitro, fermo, immobile. Ultimo accosto di Emanuele Litori. Tempo scaduto in questo momento. Pronto a seguire. Vediamo dove va la boccia di Emanuele, molto vicino al pallino. Prende il punto e vediamo la decisione di Dejan Tonic. Decide di andare sulla boccia. Però 2 bocce pari, decide di andare sulla boccia Dejan Tonic. decisissimo, io pensavo ci ragionassero un po' di più, forse ci avevano già pensato prima arrivasse la boccia di Manuel. E Rimangono quindi comunque sotto di bocce, perché 2 bocce per Graziano, 2 per Tonic. vediamo, Fabio, cosa succede. 2 bocce pari. Errore di Dejan Tonic. Errore di Dejan Tonic. Permetto di dire anche errore tecnico a mio avviso. 2 contro 2, o gli tiri nel pallino o giochi appunto a provare a trovare un incastro, ma tirare la boccia a st'ora qui non aveva tutto sto senso. Quello di Cirano. Credo che sì, assolutamente sono d'accordo con te. 2 bocce pari, ci siamo guardati, eravamo convinti di andarsi nel pallino. E ormai la boccerà di nuovo. Decidi di bocciare ancora. E anche adesso devo dirti non sono d'accordo, io proverei ad andare a incastrare la boccia agli avversari. Sì. Perché una doppia giocata poteva salvare. Però non è ancora detta l'ultima parola, Esatto. tanto se la boccia è colpita bisogna ancora giudicarsi il punto per il Gaglianico. Buona la bocciata con carambola. E quindi non rimane la boccia per vincere a Graziano da bocciare, ma da giocare a punto. Con
conclude la sua partita con un ottimo 23 di 28 Tonic, ma l'errore appena compiuto. Vediamo che stanno discutendo cosa vuole fare. Penso che giocherà appunto. I punti del 90 sono 2 in tavola. Altrimenti Come hai detto tu bene Renato, le bocce, i bocciatori appunto hanno fatto la differenza in questa partita. decideranno questa 72esima edizione del trofeo in Birreria Pedavena. Diciamo che se non dovesse fare i 2 punti sarebbe molto sorprendente vedendo la media, però queste sono 2 bocce che contano a sé. Si appresta sulla linea di gioco. Boccia decisiva dell'incontro per Gabriele Graziano in accosto. Boccia, ben giocata e si aggiudicano la 72esima edizione del trofeo di Ferragosto della Birreria Pedavena. Gabriele Graziano, Manuel Litteri, e permettimi di fare un Gabriele Graziano al limite della perfezione. Un solo errore in bocciata, un solo accosto non valido in 1 ora e 30 di partita. E che partita! Davvero una grandissima finale per questa grandissima cornice di pubblico di questa bellissima manifestazione. Complimenti ai vincitori, complimenti al 90 che ha disputato un'ottima finale. Forse hanno qualcosa da rammaricarsi su questa ultima decisione, però onore ai vinti, onore ai vincitori. Vi ringraziamo, speriamo di avervi tenuto compagnia per il racconto di questa finale. Adesso da Pedavena è tutto. Faremo subito le premiazioni per chi vuole fermarsi ora e chi esce per cortesia fluire con ordine.
dottor Botti, che poi lo chiameremo e porterà il suo saluto. Ma un grazie grande alla Bocce Sport e Pinelupo di Pedalina che le 5 formazioni e veramente possiamo dire che questa ripartenza dopo l'interruzione dello scorso anno dovuta alla pandemia, dovuta al Covid, ovvio che dobbiamo rispettare delle regole, delle normative che il Covid impone. Certamente un po' di libertà è venuta meno, ma in ogni caso la 72esima edizione anche quest'anno è andata alla grande. Attendo ovviamente che arrivino tutte le autorità per portare il suo saluto e sapremo anche se sarà in diretta streaming il presidente della Federazione Italiana Bocce, in diretta streaming garantita da Bit Nero che ha toccato, registrato, trasmesso in diretta le fasi salienti fino appunto a quanto sta Marian c'è, anche per la federazione Cussolin Renzo per quanto riguarda la regione è presente. Allora adesso io chiamo il presidente, se riesce a collegarsi facciamo parlare. Intendiamo che ci diano anche l'ok del collegamento in diretta streaming del presidente federale De Santis e dopodiché possiamo dire che possiamo passare alla premiazione degli atleti delle prime 6 compagini, delle prime 6 formazioni che ci hanno onorato con la loro presenza, con la loro performance qui nel campo principale di Bocce a Pedalina. Si cambia perché il padre manifesta. Tanto le pause. Puoi fare, puoi collegarti. Noi siamo pronti. Sì, di quando? Basta che Cioè, tu non te l'ha mandato? Cambia Bruno. Sì, ti sento. Ti metto il collegamento con il tecnico. Primo cambia, se vede quel che telefona.
po' il pubblico. Dai un po' sul pubblico. Allora 5 minuti e si collega. Allora io inizierei con Tu qui. Bene, allora inizia ufficialmente la cerimonia di premiazione di questa 72esima edizione questo che parla. del Trofeo di Bocce Birreria Pedavena. 72esima non è una edizione, sono 72, vorrei dire c'è stata veramente una storia, quasi un secolo possiamo dire. Ce l'abbiamo fatta e l'abbiamo fatta anche nonostante la presenza l'anno scorso di un amico invisibile qual è il Covid. Ce l'abbiamo fatta a ripartire veramente alla grande. Il saluto del vice sindaco Katia De Nardi. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, nel portarvi i saluti del nostro sindaco dell'amministrazione comunale vi voglio dare il benvenuto a Pedavena e a questa 72esima gara nazionale che si svolge qui in questi campi, quest'anno anche rinnovati. Voglio ringraziare la società SD Pedavena, il presidente Mauro Cecconi e tutti i volontari perché anche quest'anno hanno voluto e sono riusciti a svolgere questa manifestazione nel ricordo, nella tradizione e nella storia che ci porta avanti nonostante i vari protocolli e le applicazioni normative che abbiamo. Ringrazio anche tutti voi che siete qui presenti, ringrazio anche la birreria e la famiglia Gorza che ci ospita e vi voglio dare un arrivederci al prossimo anno sperando di essere più in libertà di quest'anno. Buonasera a tutti. Allora, per quanto riguarda la regione, il presidente Cuzzolin Renzo. Buongiorno a tutti, ovviamente il saluto del Presidente federale non ve lo porto perché sarà lui in prima persona fra poco che vedrà là, però porto il saluto del Comitato regionale e di tutto il Consiglio regionale alla società e a tutti i presenti. Dire Pedavena nel periodo di agosto è una classica da 72 anni e io penso che sia come parlare della Milano-Sanremo del ciclismo, perché è una manifestazione che merita tutti gli elogi possibili e immaginabili. Dopodiché con un'organizzazione del genere io mi riferisco al Presidente Mauro che un'organizzazione del genere è difficile vederla, nonostante tutte le problematiche del Covid che abbiamo avuto e che continua a esserci ancora, come diceva l'anno scorso è andata male per il Covid, ma quest'anno non è che siamo di meno, però ha saputo con diligenza e correttezza organizzare una cosa dentro tutte quelle che sono le problematiche Covid e questo voglio dire grazie a Mauro, vorrei fare un applauso a Mauro per quello che ha fatto perché è bello, perché oltretutto qua si vede lo sport delle bocce, abbiamo visto dei campioni all'altezza perché ci sono state delle giocate veramente che questo è spettacolo delle bocce e speriamo che le bocce incrementino questo messaggio che può essere dato a tutti quanti agli esterni. Ovviamente fra poco noi avremo qua nel Bellunese a Pedavena avremo anche le finali dei campionati italiani, non dimentichiamoci di questo, abbiamo le finali dei campionati italiani a coppie B, C, D e femminile, quindi sarà un'altra enorme manifestazione fatta in questo
diciamo, in questa zona e in questo paese che quest'anno le bocce hanno dato proprio lo splendore come manifestazioni, perché ne abbiamo avute l'altra settimana, abbiamo questa, ne avremo un'altra più avanti ad Olava, abbiamo delle grandi manifestazioni e questo è un plauso che va fatto al territorio, perché per le bocce è veramente disponibile e fa tante cose. Non mi dilungo tanto perché ovviamente ci sono anche altri che devono dire la sua. Complimenti ai vincitori, un ringraziamento ai vincitori e ai finalisti, un ringraziamento all'arbitro Brioli, sempre nella sua serietà. Grazie di nuovo al Presidente e a tutti voi. Grazie a Renzo Cussolin, il Presidente regionale. Ora il saluto a Giorgio Marian, che è il coordinatore del mondo delle bocce del nord Italia. Mondo delle bocce. Buonasera a tutti, grazie a tutti, grazie all'amico Mauro per l'invito, grazie alla Bocciofila per l'Arena e diciamo che mi trovo un po' a casa, quindi sono molto contento di essere qui oggi, ho accettato molto volentieri l'invito perché l'ultima manifestazione che abbiamo fatto qui è stata proprio l'inaugurazione dei campi, che penso sia stato un gioiello che la Bocciofila per l'Arena ha fatto. Quindi ha coronato questi magnifici consigli di gioco con una manifestazione penso all'altezza, forse di più, e quindi un grazie va al direttore d'orchestra che è Mauro, ma un grazie va a tutti i suoi collaboratori e vi dico sinceramente non sono stati pochi, sono stati moltissimi, perché organizzare con tutte le precauzioni del caso, io dico veramente grazie a nome mio, a nome del coordinamento, ma a nome anche della federazione, perché cose di questa natura qua o si ha la capacità di farle o non si fanno, e Mauro ha dimostrato più di qualche volta di saperle fare. Non mi dilungo, dico solo semplicemente che merita non parole, ma merita veramente un plauso, un grande complimento da parte di tutti noi a Mauro Ciccon e ai suoi collaboratori. Grazie. E questo è il saluto di Giorgio Marian. Adesso la parola aspetta al dottor Antonio Bortoli. Dottor Antonio Bortoli, per quanto riguarda la società Latte Busche, che l'ho detto prima, lo ripeto, 12 mesi all'anno sempre, è vicina al mondo dello sport, al mondo della cultura, al mondo del Feltrino, del Bellunese, tutto, perché con il loro aiuto si possono concretizzare eventi. La parola al dottor Bortoli. Ma credo che prima di tutto sia straordinario tornare a partecipare a degli eventi sportivi di persona. Questo credo sia la soddisfazione maggiore che possiamo avere. A questa manifestazione noi siamo affezionati al Presidente, che è un Latte Busche, ricordo, un Latte Busche importante, e insieme con Lionello e con tanti altri si riesce a dare una mano a questa manifestazione. Io credo che la presenza e la qualificata partecipazione siano il miglior viatico che questa manifestazione nel tempo mantiene. Noi per il nostro territorio cerchiamo di fare il possibile, tornare a parlare alla gente direttamente è la cosa più straordinaria. Credo che Mauro sia un po' matto, come tutto sommato è stata la Latte Busche negli anni, che è partita da niente in una piccolissima frazione che è Busche, è arrivata dove è arrivata, con tanto coraggio. Mauro è stato bravissimo, come è stato detto e sottolineato, dentro i limiti che consente il regolamento, fare questa manifestazione con i risultati che ha avuto. Grazie a tutti, ma a Mauro Ciccon in particolare. Grazie. E grazie al dottor Bortoli. E adesso, se il direttore d'orchestra Mauro Ciccon dà l'ok, vediamo se riusciamo a fare. Tocca a te? Ok, allora la parola a Mauro Ciccon, il presidente della Bocce Sport Birra di Pedavena. Grazie a tutti. Sì, grazie di tutte le belle parole che mi avete detto, ma dovete farmi una cosa adesso.
l'applauso va fatto a tutti quelli che lavorano con me, e sono tutti là seduti, no? Fate un forte applauso a queste persone, che sono 10 giorni che lavorano e c'è chi non ha dormito neanche la notte per come fare, quindi da solo non si va da nessuna parte. È il gruppo che ha insegnato il mio capo, è il gruppo che si mette in tasca 2 schei come si dice in Veneto, e quando è ora però di fare i fatti li fa. Noi i fatti li facciamo, l'abbiamo dimostrato oggi, l'abbiamo dimostrato partendo martedì con una lettera federale che ci imponeva determinate regole che abbiamo rispettato alla lettera, e ricordo, noi siamo all'interno del parco più grande, della birreria più grande d'Italia, quindi oggi con un'affluenza di migliaia e migliaia di persone noi siamo riusciti a contenere il tutto, quindi mi tocca dirmelo stavolta, siamo stati bravi ragazzi, ma siamo stati bravi forti. E allora, scusate, c'è una persona che adesso, che sarebbe là in mezzo a voi, con la barba bianca, è sempre stato di fianco a me, io di fianco a lui. Sono passati quasi 40 anni, manca poco. Quindi questa persona non c'è più, il Covid me l'ha portata via, ma oggi noi abbiamo vinto il Covid. Quindi Franco oggi avrebbe fatto così come aveva fatto sempre. Ciao Franco, grazie ancora, grazie Franco. Bene, adesso io direi di passare alle premiazioni, non so se riesco a far parlare il Presidente, mi dispiace perché lui non ha il link, però adesso Bruno sta vedendo di riuscire a farlo. Noi intanto... Fai un viva voce. Ok, faccio un viva voce. Guardi, io sto facendo la regia, non è che posso fare lo stesso, se vediamo la fatta. Adesso Viva voce? No, scusatemi perché sennò... Presidente, le facciamo una videochiamata e dopo le incrociamo con la telecamera. Ok? Allora c'è... Un attimo solo, Finisco il discorso, tanto vanno via. Sì, e lo ripeto prima perché... Sì. Vedi il microfono. Questo è il bello della diretta, stiamo cercando di concretizzare il collegamento con il Presidente nazionale, però Mauro non ha ancora concluso. Stava dicendo una cosa importantissima per ricordare una persona che è stata una pietra miliare, una delle colonne portanti della Bocce Sport Birreria Pedavena. Il microfono va? Eccoci qua. Ovviamente Gianfranco Pagotto, al quale deve andare il nostro... Mi senti Presidente? Un applauso. Anche lui la voce con il microfono e la camera. E dall'altro sicuramente ci sta osservando e ci sta dando una mano, perché lui veramente, quando io arrivavo qui, nel gabbiotto lì... Lorenzo, scusa. Ecco, scusate. Ci sei Presidente? Presidente, ci sei? Io sì, sono qua. Ti stanno riprendendo. Sì, fermo il telefono. Ma mi sentite? Mi sentono? Sì, ti sentono. E vabbè, allora dai, approfitto, io ci tengo tantissimo, un saluto veloce, perché purtroppo con la tecnologia ancora dobbiamo fare passi in avanti. Considerate che Ferragosto, da un lato io ho cercato in tutte le maniere di rendermi disponibile, sappiate che insomma è Ferragosto per tutti e voi state giocando, quindi questo dimostra quanto questa federazione sia particolare, sia una federazione sempre viva, una federazione che non si ferma mai nonostante la pandemia, non è possibile fermare la federazione italiana bocce, questo da un lato è bellissimo. Quindi una gara che rientra tra quelle che noi amiamo di più, cioè la gara promozionale, una gara che giustamente si può tenere soprattutto nel periodo estivo. Questo dimostra quanto sia completa, quanto sia diversa e moderna la nostra federazione. L'importante è crederci, perché le gare promozionali, noi crediamo nelle gare promozionali, l'importante è che vengano rispettate le regole federali, le quote possiamo anche dimezzarle, però l'importante è che rientri nel QSM, perché la gara promozionale è una gara a tutti gli effetti. Però che cosa ha di bello? Che è promozionale, oggi io leggo là 72esimo trofeo birreria,
che naturalmente ha un significato che per le bocce, quando Dai, si parla Presidente, di che vino, piove. c'è qualcuno che ci scherza sopra. Invece penso che sia proprio questo il fulcro della nostra federazione, quello della socialità, quello del fatto che oggi a Ferragosto si sono riunite tantissime formazioni, credo più di 100, ci sia stato un vincitore, credo abbiamo... Sì, saluti. Così approssimativa, mi sentite? Sì, sì, sì. Sì. Mi sentite? Sì, sì, la sentiamo. Perfetto. Presidente, devo tagliare corto perché, scusi Presidente, ma sta iniziando un temporale qua. Allora guarda, io vi faccio questo grande saluto, ringrazio l'organizzazione Mauro Cecconi, ma tutti coloro che hanno collaborato, perché anche a Ferragosto abbiamo dimostrato di essere una grande federazione. Quindi veramente scongiuriamo il temporale e in bocca al lupo veramente per quello che è il proseguo della stagione, in cui ci aspettano grandi eventi a livello nazionale e internazionale. Grazie a tutti voi, un abbraccio a te. Ciao Marco, ciao Marco, grazie, grazie. Mauro, stavi per concludere il tuo intervento? Allora, no, scusate sta parentesi, ma aveva piacere di fare due parole anche lui, quindi noi le accettiamo di buon grado. Vuol dire che Pedavena è riconosciuta anche a livello federale come una società che costruisce e fa per le bocce, quindi penso le massime autorità del Veneto e del Nord Italia sono qua e ce l'hanno dimostrato anche oggi. Pedavena ci crede ancora su questo sport e speriamo di continuare a farlo in serenità, non con queste restrizioni che purtroppo dobbiamo accettare. Io passerei subito alle premiazioni e via, veloce. Allora bene, 105 le formazioni presenti, andiamo a ricordare che all'8° posto del Dolada si è classificata la coppia Reolon-Santoro, un applauso a loro. E al 7° del 90 la coppia Ormellese-Orello, e un applauso pure a loro. A questo punto andiamo a conoscere al 6° posto della società La Camillotta Cericola Piccin. Cericola Piccin, premiati dal vice sindaco Katia. Rimanete qui con noi che così facciamo una buonissima, bellissima cornice di sport e di atleti. La foto, diritto che andrà sugli annali di questa 72esima edizione di questo trofeo Bocce Sport Birreria Pedavena. Al 5° posto sono del Pedavena Di Ming e Zago. Premiati da Mariana e Cusolini. Di Ming e Zago. Con la foto la facciamo secondo il tempo, la facciamo. Al 4° posto dell'Auxilium Torino Galliano Gasco. Eccoli che arrivano. Tiratelo giù, così lavori. Quarto posto per questi due atleti. Gigi, alza! Alza Gigi! Vai Graziano, meritatelo! Complimenti all'organizzazione, veramente, con questa tensostruttura portata al momento, il pubblico sotto gli alberi, diciamo che abbiamo sconfitto anche la pioggia. Perché la macchina non è mia.
Davanti mi guardi loro, dai, su cosa Noi si aspettiamo questo? E là si vede la vera natura umana. Devi il cazzo non lavori mai, neanche adesso, neanche per i premi si prendi. Eccoli qui la foto con Galleano e Gasco dell'Auxilium di Torino che ricevono le medaglie e i premi Ma ho bisogno di fare la da Marianne e Cuzzolin, oltre che naturalmente da Mauro Cecconi. Al terzo posto, sempre della società Auxilium di Torino, Grosso Ponzo. Cuneo. Avevo avuto qualcuno mi ha detto Torino. Salusso? Non è Toma, è quella là. Non è Toma? No, è molto meglio, credimi. Credimi che è buono. A posto, ragazzi. E questi sono Grosso e Ponzo che, sottolineo, di Cuneo dell'Auxilium, grazie della vostra partecipazione. Al secondo posto, siamo ormai ai gradini più alti del podio. Allora, Toneic Ziraldo del 90. Eccoli che arrivano. Arriva con papà finalmente. Ziraldo mi dicono che 23 anni fa ha vinto, 24 anni fa ha vinto qui a Pedavena, non soltanto, ma 23 anni fa ha perso in finale, giusto? Comunque certamente dei campioni del mondo che ci onorano con la loro presenza e che sono mai fedeli a questa grande realtà della gara a coppie di Pedavena. Grazie quindi a Ziraldo e Toneic per la loro performance. Il premio che consegna il presidente Ceccon assieme al dottor Bortoli della Latebusche, e adesso fiato alle trombe, rullino i tamburi, arrivano del Gaglianico, sempre piemontesi, Graziano e Lituri. Graziano e Lituri del Gaglianico, piemontesi pure loro, Biella. Ci hanno veramente onorato, hanno vinto, hanno, diciamo, alla pari con Ziraldo e Toneic, ma alla fine nell'ultimo scarto, a tempo scaduto, ce l'hanno fatta. Un complimento da parte della federazione regionale, da parte di Marianne, da parte del presidente. È la mamma, dov'è la mamma? No, dai, quella con lo stocchi. Guarda che qua bisogna zoomare. E mentre ricevono l'applauso ricordo ancora, e non dimentichiamoci, l'operato Mauro è stato un po' stretto, ha detto 10 giorni, ma io credo che siano più di 2-3 mesi di lavoro per... calma, 10 giorni per modificare tutto. Per modificare, un anno per costruire un grande evento che anche quest'anno è stato tale. Quindi credo, Mauro, come l'abbiamo detto prima, grazie ai volontari che hanno dato una mano grandissima a questa ennesima edizione. L'ultimo saluto a Mauro. Avrei piacere che tutti quelli che hanno lavorato venissero qua con me un attimo. Qua. Samantha, Barbara, qua. Enzo, Mauro. Dopo.
Nano? Andrea, dove Andrea? Senza mascherine, dai. Senza mascherine. Volevi fare una foto tutti insieme? Cazzo, sono fuori coso. Sono fuori protocollo federale o su... Chi mancano? Mancano chi? Andrea? Qua. Posso che venire foto? Grazie, grazie, grazie. Fategli un applauso a chi qua, fatelo, se lo meritano tutto. Abbiamo due piccoli presenti per la direzione gara al mio amico Walter Briol, coordinatore degli arbitri del Triveneto. Ti ringrazio tu, Walter. Grazie. E Solì, Giorgio Marian, Giorgio Katia De Lunati. Grazie a tutti. E complimenti a Mauro che è pronto per fare un'altra professione ormai. Prendila! Chiude dove? No, chiude sui cartelloni? No?